Tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che dal 2019 sono patrimonio dell'umanità, sta per nascere un percorso di 52 chilometri che porterà il camminatore tra le bellezze paesaggistiche e i ricordi della memoria. Un cammino di Santiago in salsa prealpina, che attraversa vigneti, colline, chiese medievali, abbazie e postazioni della Grande Guerra. È un tracciato unico nel suo genere, una nuova formula escursionistica della Pedemontana trevigiana adatta ad accogliere il turismo nazionale ed internazionale, sull'onda del riconoscimento delle colline come patrimonio UNESCO. Sono 4 le tappe consigliate per un totale di oltre 50 km con partenza da Vidor e arrivo a Vittorio Veneto. I camminatori che lo percorreranno riceveranno una credenziale su cui verranno apposti i timbri per ogni tappa percorsa. La grafica è stata affidata ad un bando per la raccolta di idee in memoria dell'architetto Leopoldo Saccon, a cui le colline saranno sempre riconoscenti per l'impegno profuso nel raggiungimento del traguardo UNESCO. Il cammino dell'UNESCO si sviluppa interamente sul crinale delle colline per apprezzare un panorama incomparabile e attraversa, oltre alle località di partenza e arrivo, anche le alture di Valdobbiadene, Col San Martino, le vedette di Farra di Soligo, Prema Ordimiane, Follina, Arfanta, Tarzo, Nogarolo e Serravalle. La realizzazione del percorso è già in fase di completamento, grazie alla collaborazione dei 29 comuni coinvolti e al lavoro di Giovanni Carraro, socio sostenitore delle Colline UNESCO. Il cammino delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene UNESCO riassume quanto ho potuto conoscere in oltre 20 anni di passeggiate tra i sentieri. Nei 52 km del percorso, il camminatore entrerà in un vero viaggio tra le infinite bellezze di quest'area prealpina. Oltre al cammino, il progetto comprende altri 37 itinerari a piedi, in un territorio ricchissimo di borghi, di castelli, abbazie, chiese e tradizioni popolari. In questo grande progetto c'è tutto quello che può immaginare un escursionista.